piccoli sono e più sono seguiti dalle famiglie. Oggi c'erano 4 tifoserie, tutte ben organizzate, tamburi, striscioni, canti, ragazzine che tifavano per i maschi per le ragazzine. E direi che è stato un degno coronamento di una grande stagione 2010-2011 e adesso concentrati sul trofeo di regione a fine giugno. Grande festa di volley giovanile nella finale di Under 13 maschile, in cui l'agonismo dei ragazzi mischiato all'entusiasmo dei genitori ha creato una miscela esplosiva. Ed alla fine tutti contenti, vincitori e vinti, perché per entrambe le squadre il risultato raggiunto è straordinario. Per la Strafratte che arriva secondo e per la Sisley, vincitrice per 3-1 del titolo regionale. Tantissimo ci eravamo a vincere dopo aver affrontato un girone che abbiamo vinto tutte le partite, anche in semifinale siamo riusciti a passare e vincere questo regionale è stato bello. Questa è una squadra che ha grande cuore, l'ha dimostrato palla su palla anche nell'ultimo set, dalla panchina a chi era in campo. Non posso solo che dirli bravi perché hanno fatto un anno sempre voglia di venire ad allenarsi e faccio i miei complimenti, niente da dire. È cambiata di ogni anno perché quest'anno sono arrivate molta gente nuova e brava che ci ha aiutato a costruire questo gruppo e a vincere le regionali. C'è chi si fa dei bei chilometri per arrivare qui, per arrivare ad allenarsi in Ghirada ed è uno stimolo, queste partite devono essere uno stimolo per loro che fanno tanta strada. E hanno dato tutto, si è visto. Qualcuno aveva qualche infortunio, però ha sopperito e abbiamo portato a casa il risultato. Questa squadra verrà data all'Under 14 e spero faccia bene anche in futuro. Strafratte è il nome dell'altra finalista, Società Padovana di San Giorgio in Bosco in Visibilio per la finale regionale raggiunta. Sono contento e siamo contenti. E soprattutto perché è una squadra di nanetti in confronto alla Sisley, siamo riusciti a rubarli in 7 e meglio di così penso che non si possa fare. Siamo abbastanza forti in schiacciata, dovremmo migliorare secondo me nel palleggio e nella ricezione. Va bene così, ci sarebbe piaciuto magari vincere un altro set, però va bene. Siamo caduti un po', nel senso moralmente e mentalmente, e se riuscivamo ad aggiustare anche quello, il fattore mentale, riuscivamo a rubarli anche un altro set secondo me. È un risultato assolutamente inaspettato. Io pensavo solo alle provinciali di arrivare almeno tra le prime 3, non mi aspettavo assolutamente un risultato del genere. E sono felicissimo anche di aver provato solo un set via a una squadra come può essere quella della Sisley e quindi sono contentissimo e anche loro lo sono. Certo si tratta di un vero e proprio exploit l'aver raggiunto per l'Astra la finale regionale, anche se il tecnico sottolinea che questi ragazzi hanno sempre lasciato intravedere ampi margini di crescita. È 2 anni che con questo gruppo siamo insieme, è 2 anni che li alleno io e ero consapevole del fatto che quest'anno avrebbero dato qualcosa in più e è andato inaspettatamente meglio di quello che pensavo.